Buonasera dalla Stella Azzurra per seguire gli ottavi di finale di Coppa Italia tra il Colle del Sole e il Galca 3 e 23. Centralmente lo scambio con il numero 7 del Colle del Sole, c'è il fallo al numero 11 del Colle del Sole, parte la conclusione e il vantaggio del Colle del Sole su calcio di punizione con Venanzetti che sigla l'1-0 direttamente su calcio piazzato. Arriva il cross e anche il raddoppio del Colle del Sole con lo schema su calcio d'angolo, il tiro cross da parte del numero 10 Anello per Borsci che intercetta quanto basta per deviare il pallone in rete, dunque 2-0 per il Colle del Sole. Ancora l'azione sulla fascia per il 3-23, ma c'è il break difensivo del Colle del Sole, palla ancora il numero 11, la conclusione, la grande respinta del portiere. Ancora la palla al piede, prova la grande conclusione, ribattuta la difesa, ancora Piatti, prova il tiro e il pallone che termina di pochissimo. Si riparte nel secondo tempo in questo ottavo di Coppa Italia tra Colle del Sole e Galca 3-23 con i ragazzi in maglia gialla che conducono per 2-0. Anello, palla al piede, se ne va centralmente, serve il pallone in aria e poi c'è uno scontro pericolosissimo tra l'attaccante maglia numero 11 ed il portiere. Santigli batte subito per Comparoni, l'apertura centralmente per l'attaccante maglia numero 11, per il capitano, l'apertura ancora per Comparoni che insegue il pallone, prova il cross, arriva il colpo di testa che non trova lo specchio della porta, buona la giocata del numero 11, arriva il colpo di tacco per Anello, la conclusione di Anello centralmente, buono lo scambio. Ora il numero 7 se ne va lungo la fascia sinistra, mette in movimento l'attaccante, ancora per l'inserimento è per Piatti sulla destra, però la conclusione e c'è il 3-0 di Piatti che in area di rigore controlla e piazza il tiro sotto la traversa, non l'ha potuto questa volta Riccardi e dunque il Colle del Sole si porta sul 3-0. Calcio d'angolo battuto, palla per Leopardi, però la gran conclusione centralmente respinge il portiere, poi a Comparoni ancora il tiro cross che attraversa tutta l'area di rigore, nessuno pronto. Pallone che resta in area di rigore, l'errore clamoroso del difensore che libera il tiro, il numero 11 del Colle del Sole che fa 4-0 per la gioia dei ragazzi in maglia gialla con Venanzetti e sigla così la sua doppietta, ma topica l'errore della difesa che mette fuori causa il portiere e libera la conclusione l'attaccante del Colle del Sole. Anzi addirittura in calcio d'angolo che viene battuto in questo istante, pallone ad uscire, palla che resta lì, la conclusione ancora, la grandissima risposta di Francioso. Arriva ora la conclusione sporcata, può partire la conclusione. Termina qui la partita e dunque il Colle del Sole batte 5-0 la Galca 3-23, passa il turno. Volevamo vincere a tutti i costi la Coppa Promozione perché come ripeto, mi sono ripetuto per l'ennesima volta, quest'anno noi volevamo fare i playoff promozione, però ci è toccato questo e vogliamo arrivare fino in fondo senza dubbio.